Buongiorno a tutti ragazzi e già da ieri ragazzi è in arrivo, diciamo, è arrivato un vortice di bassa pressione sull'Italia che come ben sapete ha portato molta aria fredda, diciamo, in quasi tutto il nord, ma anche centro e sud. Quindi diciamo che a partire da questi minuti di giovedì 12 ci potranno essere ragazzi debole nevicate che potranno interessare anche, diciamo, città molto a bassa quota. In effetti si parla di Emilia, diciamo, quindi Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, oltre che buona parte del Veneto, ragazzi, quindi il veronese come Padova e Basso Vicentino, quindi infine il Friuli Venezia e Giulia. Diciamo che no, nelle Marche no, Anna Maria, no, parla solo di, diciamo, di Reggio Emilia, quindi tutte le città, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e poi, diciamo, buona parte del Veneto, quindi, diciamo, Veronese, Padovano, Basso Vicentino e Friuli Venezia Giulia, quindi poi ci sta il Piemonte, la parte alta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Diciamo questo è il massimo fino a Reggio Emilia, quindi non di più. Quindi in effetti già dalla Toscana in poi, diciamo, da Firenze in giù, non ci sarà, diciamo, buongiorno a te, quindi non ci sarà, diciamo, per oggi, però, perché per domani ci saranno nevicate sul resto dell'Italia, quindi sicuramente Milano domani, Torino, quindi Bergamo, Lecco, Alto Bresciano, Vicenza e Treviso. Quindi diciamo che domani il nord Italia, come avevamo detto, ragazzi, venerdì 13 avevamo anche giocato sul fatto che fosse venerdì 13. Domani, ad esempio, ragazzi, su tutto il nord già avevamo visto in passato che domani farà la neve su molte città, quindi l'abbiamo anche visto man mano, diciamo. Allora, Meteo Marche ti faccio vedere, lo voglio vedere proprio in tempo reale, te lo dico subito. Allora, le Marche, ad esempio, oggi porta, diciamo, 2 gradi, massimo 5 gradi, quindi per lo più è nuvoloso. Domani porta pioggia, ad esempio, nelle Marche, quindi non ci sarà la tanto, diciamo, neve. Mentre già se andiamo, ti faccio vedere in Trentino, stanno a meno 4 gradi, quindi vedi, e domani porta neve, come avevo detto io nel video precedente. Quindi oggi ti porta da meno 1 a meno 6, quindi diciamo la temperatura in Trentino Alto Adige è molto rigida oggi. Quindi poi possiamo vedere ad esempio come città del nord, prendiamo Friuli, Venezia e Giulia, vediamo che cosa ci dice. Allora, in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, in tutto parla da meno 2 al massimo 5 gradi, quindi come vedi le regioni settentrionali stanno proprio inguaiate secondo me, ma anche qui a Salerno non è che fa. Domani porta ad esempio meno 2, meno 4, porta vento, pioggia e neve, quindi sarà un misto diciamo domani. Come avevo detto, venerdì 13 sarà maledetto forse, non lo so. Poi voglio andare proprio giusto per confermare, già che ci siamo qua, facciamo Piemonte, ma pure qua sarà sicuramente così. Il Piemonte, ad esempio, porta da un grado, da meno un grado a 5 gradi massimo, quindi la massima sarà 5. Domani porta neve, quindi dai 2. No, Davide, penso proprio di no, domani porta da 2 a 4 gradi, neve. Fai vedere, venerdì neve, sì, Piemonte, quindi anche in Piemonte ci sarà la neve. In Campania ti faccio vedere, comunque te lo dico io subito. Meteo Campania. Allora, domani porta pioggia, ad esempio qui, e porta da 4 gradi a 11 gradi, quindi come vedi, no. A sud proprio è un miracolo se fa la neve qui. Poi andiamo in Valle d'Aosta, in Valle d'Aosta già meno 1, 7 gradi. Domani invece la stessa cosa, pioggia e neve. Sì, Livia, quello stavo dicendo, al nord proprio è tosta proprio.
Poi mettiamo Veneto per Sfizio, vediamo domani che succede, ma è sempre così. Ad esempio, Veneto oggi 1 grado 4 gradi, domani 1 grado 5 gradi, domani pioggia mista a neve. Quindi come vedete tutte le regioni del nord, se non è neve è misto neve, quindi in effetti è così ragazzi. Già se andiamo man mano che scendiamo troviamo al massimo pioggia, quindi vediamo Toscana, tanto per fare l'esempio, Toscana. Allora, in Toscana porta sì, come ho detto io, pioggia, sia oggi che sta a meno 1 grado 5 gradi, già domani farà più caldo, 1 grado 11 gradi e porta pioggia. Poi come città del nord c'è rimasta la città, regione, Liguria, vediamo la Liguria proprio per Svizzera, oggi ad esempio è soleggiata, però 2 gradi 8 gradi, quindi la massima è 8. Poi domani 5 e 6 gradi, quindi precipitazioni sparse, quindi ci sarà un alternarsi. Sì, sì, ma secondo me al nord sicuramente al 100%, Livia. Quindi come vedete ragazzi è una cosa strettamente del nord. Ciao Torino. Quindi diciamo ragazzi che Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, quindi Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, e diciamo in queste regioni qua ragazzi, Veneto ci sarà neve, misto pioggia e neve, quindi farà freddo in tutte le parti del nord Italia. Già scendendo dalla Toscana in poi, ragazzi, il clima man mano sale e c'è, ciao Patrizia, e c'è, diciamo, massimo piove, ma non di più. Quindi voglio vedere l'Abruzzo, proprio per, in Abruzzo come regola fa sempre freddo, però andiamo a guardare proprio per Sfizio, vediamo in Abruzzo, in effetti sì, come dico io, fa sempre freddo qua, lo so. Allora, in Abruzzo sta da meno 5 a 6 gradi stamattina, quindi sì, sì, ancora no, quello sto guardando, le temperature stanno proprio pesanti, pesanti. Ad esempio, domani in Abruzzo piove, ragazzi, quindi meno 2, massimo arriveranno a 7 gradi. Sì, ancora no, quello stavo dicendo, fa freddo proprio, pure qua a Salerno ci sta un tempo proprio, ma è brutto veramente. No, da noi in Campania è normale, ma te lo dico io, Campania, quindi vediamo un po'. Campania in effetti poi da normale, mi pare che stava a 11 gradi. Allora, Campania stiamo a 5 gradi noi, qui, in questo momento che stiamo facendo il video, quindi stiamo a 5 gradi. Domani sarà da 4 gradi in poi, massimo arriveremo a 11. Sì, sì, perché si vede che non, come si dice, non si condenserà, diciamo, non prenderà, quindi in effetti loro calcolano, capirla, meno al massimo, quindi in effetti tutte quante partono da meno, però finiscono a più, quindi potresti pure capire che diciamo meno 2, 4 gradi, cioè arriverà a 4 gradi, allora non fa la neve, capì? Questa è la cosa che dico perché in effetti su tutto il nord è così. Solo in Trentino Alto Adige mi fa vedere proprio meno meno sempre. Ti faccio un esempio, in Corona. In questo momento in Trentino Alto Adige sta a meno 4 ora, mo che faccio il video, però mi dà meno 6, meno 1 grado, quindi la neve qua la farà di sicuro perché non va a più, capisci? Domani, sempre in Trentino, si parte da meno 6 a meno 3. Da Avocatella è misto perché passa a più. Perché in effetti già l'ho detto, fa vedere Friuli Venezia Giulia. Pure da Avocatella è tosta domani comunque, sia oggi che domani, Friuli. Adesso, ad esempio, da Avocatella è capace che sta facendo la neve perché sì, sta a 0 gradi ad esempio in Corona. Massimo importa poi da meno 2 a 5 gradi, quindi questo momento sta a 0 gradi, quindi è tosta. Poi può arrivare da meno 2 a 5 gradi, quindi diciamo può fare la neve come no, quindi poi dipende da come si mette. Attualmente sta a 0, ma ti faccio un esempio, se per mezzogiorno rimane ancora a 0, poi incomincia a scendere la temperatura, fa la neve. Sì, Andrea, come regola, sì, in Piemonte deve fare la neve, quindi però domani, oggi mi pare di no, Meteo Piemonte.
vediamo che cosa ci dice. Però sicuramente sì, perché la fa sempre freddo, lo so. Allora, pure in Piemonte, vedi, oggi ad esempio sta a meno 1, massimo 5 gradi. Quindi diciamo che pure in Piemonte adesso stanno a 1 grado. Quindi diciamo che se non aumenta e va a diminuire fa la neve. Domani invece porta neve, quindi porta 3 gradi, 4 gradi, però porta lo stesso neve. E la porta pure a una percentuale alta, 80%, quindi non è che la porta proprio, la porta abbastanza alta, quindi diciamo che le temperature scenderanno di molto, quindi come vedi qua massimo 5, qua massimo domani potrebbe arrivare a 4, però sicuramente scenderanno molto di più quelle che stanno ancora, perché questa comunque ragazzi è una previsione, poi domani è capace che fa ancora più freddo. Poi ragazzi, come scendiamo in giù, la situazione si mette, diciamo, non dico normale, ma più o meno. Vediamo in Puglia ad esempio mi porta a 3 gradi, 11 gradi, cioè attualmente in Puglia in generale stanno sui 7 gradi più o meno, poi questo in senso di tutta la Puglia poi, non è che fa regione per regione, poi ci stanno regioni dove fa più freddo, dove fa più caldo, quindi però si parte da un minimo di 3 a un massimo di 11, poi dipende dalla città pure. Domani, ad esempio, mi porta da 4 gradi a 12 gradi e pioverà in Puglia, quindi una cosa generale. Poi, ripeto, qua si va, la Puglia è grande, non è che è piccola, quindi poi dipende sempre dal luogo. Questo è il problema. Però porta pioggia sia domani che sabato. Sabato di meno, ma domani molto di più. Domani la precipitazione sta all'80%, invece sabato sta all'11%, al 40%, quindi diciamo che domani dovrebbe piovere. Quindi ragazzi, la neve per sud non è cosa propria. In Sardegna, diciamo in Sardegna, io di Sardegna, cosa mi dice? 9 gradi, sì, porta nuvoloso, pioggia, quindi sì, pure domani e dopodomani le temperature diciamo sono un po' altine, fa vedere da 9 a 12 gradi, massimo 10-14 gradi, 17-10 gradi, quindi giovedì, venerdì e sabato, quindi pioverà ancora per altri 2 giorni come sta la situazione, quindi diciamo che il tempo migliorerà domenica. Quindi in Sardegna, su tutta la Sardegna in particolar modo, pioverà. Quindi ci sta pioggia e nuvolosità, quindi la temperatura non è bassa come il nord, però porta pioggia. Quindi ragazzi, per quanto riguarda la neve, come ho detto, tra oggi e domani è solo prettamente nord, quindi ripeto, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, e diciamo queste qua sono ragazzi. Ma in Sicilia sicuramente, guarda, non dico che farà caldo, però no, no, zitto. Oggi 3-10 gradi massimo, quindi poi dipende, e precipitazioni proprio pochissime, il 10%, quindi non credo pioverà. Domani piove proprio perché porta il 90%, quindi domani in Sicilia c'è pioggia. La temperatura è 7-9 gradi, abbastanza freddina per la Sicilia, diciamo. Dopodomani, sabato nuvoloso, 4-13 gradi. Quindi diciamo che ci sarà pioggia in Sicilia. Avvocateste a 0 gradi, ma fra poco appicci stufa perché l'oca come già fa freddo. Fa cioccolata calda, mi raccomando. Perché l'oca da quanto ho visto stai proprio inguaiata. Sì, sì, ma pure qua, guarda, pure qua porta 5 gradi, mo. Quindi pure in Campania stiamo messi un po' male, 5 gradi attualmente, mo. Poi credo che aumenterà, diciamo, con le ore, anche se il tempo fa proprio si è messa a neve, come dico io, fa proprio paura. Ciao, Anto. Buona giornata pure a te. In Germania, vabbè, non te lo dico, fa freddo sicuramente. Non te lo chiedo proprio, voglio guardare proprio per Svizzera, Germania.
Sì, sì, Patrizia, ma pure qua a Salerno si è messo proprio cupo. Mi pare proprio che quando uno si dice sa da metà neve. In Germania, ragazzi, già a Berlino, ad esempio, stanno a 0, massimo 4 gradi, 2-4 gradi, 3-6 gradi. Quindi pure in Germania, ragazzi, è abbastanza fredda la situazione. Vabbè, ma là si sa, là è quasi normale il freddo di questi tempi, quindi non mi meraviglia. Tutti i miei amici che vanno a fare ferie in Germania si lamentavano che faceva freddo, ma c'hanno pure ragione al finale. Quindi a Berlino oggi 0 gradi, 4 gradi. Avvocatella pure sta messa male in Friuli Venezia Giulia. Perlomeno adesso fa vedere 0 gradi. Mi dispiace che non puoi uscire per mezzo che non ti senti bene. E speriamo che te ripigli, andò. Avvocatella porta a meno 2, 5 gradi, la massima che può arrivare oggi. Attualmente sta a 0 gradi, quindi poi vediamo. Sì, diciamo che in effetti a mezzogiorno può arrivare a 4 gradi, poi man mano scenderà alle 9 a 1 grado e poi mano a mano scenderà a mezzanotte a 0 gradi, alle 2 del mattino a meno 1. Quindi avvocate preparate per tutta la neve che ha da fare, anche perché dopo le ore, diciamo dopo la mezzanotte, la temperatura quindi domani mattina sarà di meno 1. Poi fa vedere meno 2, sì, sì, comunque va bene. Dopo la mezzanotte, diciamo, già dalle 9 stasera sta 1 grado 0 gradi, quindi poi dopo la mezzanotte si scende. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti, quindi come sempre viene confermata a nord la neve, a centro e a sud la pioggia, quindi non cambia mai nulla, quindi è sempre così. Quindi avvocate, fatti una tazza di cioccolata pure da parte nostra. Quindi fai uno per me, uno per Incoronato, uno per Antonio, te ne fai 5 cioccolate. Ciao Giulio. E ti riscaldi, mettici la strega dentro perché anche perché sei una strega tu, quindi ci vuole la strega. E così, ti scarpe e poi annanzi a te con la macchina e vai, come Speedy Gonzales. Metti nella macchina e vai avanti e indietro. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata. Incominciamo sta giornata e pensiamo a che cosa dobbiamo mangiare, quindi già incominciamo a studiare perché oggi fa freddo e quindi qualche cosa di caldo ci vuole, quindi stiamo a 5 gradi qua, abituati che stiamo a 15. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, ciao Incoronata, ciao Livio, ciao Avvocatella, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti.